A Verona nel pomeriggio si sono dati appuntamento anche i fautori del referendum per l'indipendenza del Veneto, plebiscito 2013. Questo è il logo dell'iniziativa chiamato Raccolta cittadini e amministratori di tutta la regione per lanciare la proposta istituzionale di convocazione del plebiscito digitale per l'indipendenza, facendo leva proprio sui comuni. Sono più di 100 quelli che hanno approvato un ordine del giorno per sollecitare la regione ad approvare il progetto di legge sul referendum, spiegano gli organizzatori, ma l'iter si è bloccato. Quindi la soluzione proposta è quella di convocare un plebiscito digitale comune per comune su internet tramite una piattaforma apposita e firme elettroniche valide. Caratteristica di essere artefici del proprio destino, di interpretare come è naturale che sia il ruolo che la storia gli ha assegnato, e questo può avvenire solamente con il rispetto della libertà e della democrazia, con l'esercizio democratico che deve permetterci di decidere del nostro destino. Il nostro destino, la nostra storia, si decide solamente ed esclusivamente attraverso la volontà dei cittadini. Non ci sono partiti, non ci sono caste, non ci sono lobby occulte di potere. Oggi in Piazza Bra spiegheremo una nuova iniziativa che nel solco della legittimità internazionale e nel rispetto delle leggi dello Stato permetterà ai cittadini veneti di esprimere la propria opinione e di pronunciarsi sul sacrosanto diritto di decidere il nostro destino. Questo avverrà rispettando quella che è ormai una consuetudine ben chiara a livello internazionale, che emerge dal fatto che nel dopoguerra da 70 stati dipendenti noi oggi nel mondo ci troviamo ad avere 200 stati indipendenti. Sono quindi triplicati di numero, come è normale che sia nel mondo moderno globale in cui c'è la libertà di commercio, in cui non c'è l'esigenza di avere un mercato domestico basato sul controllo delle frontiere. Anzi, per affrontare le sfide della modernità, noi abbiamo bisogno di uno Stato leggero, flessibile, di uno Stato di dimensioni normali, perché il Veneto con l'indipendenza sarebbe semplicemente uno Stato che rientra nella normalità dei Paesi membri dell'Unione Europea. Pensate che 2/3 degli Stati membri dell'Unione Europea hanno una dimensione pari o inferiore a quella del Veneto. Pensate che il Veneto con l'indipendenza sarebbe il secondo o forse addirittura il primo Stato dell'Unione Europea per reddito pro capite. Allora oggi noi, con la caratteristica che ci è propria, presenteremo un progetto concreto nella piena legittimità internazionale e nel rispetto delle leggi dello Stato per permetterci di decidere il nostro destino, per dare la voce ai cittadini veneti, quella voce che la partitocrazia italiana in Consiglio regionale ci sta negando. Per 2 volte il Consiglio regionale si è riunito il 30 luglio e il 17 settembre scorsi e per 2 volte non ha affrontato la propria responsabilità, ha deciso di non decidere, e in merito alla proposta di legge regionale per indire il referendum per l'indipendenza del Veneto si è girato dall'altra parte e ha praticato l'arte italiana del rinvio fino a se stesso pur di non decidere. Ma allora noi veneti, che non ci fermiamo di fronte alle difficoltà, abbiamo congegnato un nuovo meccanismo istituzionale, legale e democratico per permettere ai veneti di rispondere a un semplice quesito: vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, sì o no? Sì! Una democrazia e non di vivere in una dittatura. Noi vogliamo pensare che questa non sia una semplice dittatura che maschera sotto il nome di falsa democrazia il semplice obiettivo di
derubarci delle nostre risorse, il semplice obiettivo di rubare il 70 e l'80% e più di quello che è il frutto del nostro lavoro, senza darci in cambio alcunché, se non un regime burocratico che non ha pari nel mondo per inciviltà. Allora noi veneti, abituati da sempre a conquistarci il nostro destino con il duro lavoro, con l'ingegno, con la cultura, testimoniata per esempio dal fatto che qui nella storia sono venuti ad insegnare, a portare avanti il libero pensiero, per esempio Galileo Galilei, quando altrove gli veniva impedito. Allora anche oggi noi veneti non ci rassegniamo al fatto che qualcuno voglia dipingere per noi un destino artefatto e basato sul furto dei nostri soldi, ma ci mettiamo in moto, ci mettiamo in piedi per permettere ai nostri concittadini di fare un semplice esercizio democratico. Ci mettiamo in moto per difendere la libertà di espressione dei veneti, per difendere la democrazia e il diritto di decidere del nostro destino, come è giusto che sia, perché la sovranità appartiene al popolo. Tra poco qui in Piazza Bra ci sarà l'intervento di diversi esponenti che spiegheranno quella che è la situazione e spiegheranno semplicemente le ragioni di un diritto sacrosanto dei veneti a decidere del proprio destino. Difenderemo la pace e la libertà, tutti insieme con un solo cuore, tutti insieme una sola nazione, dentro il cor conservemo il leon, non saremo mai vinti con sui fondamenti del nuovo domani. Viva, 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 libertà, sempre, sempre, sempre. Fen fiorire la terra dai monti al mar.
difendemo la pace e la libertà.